Cari bambini all'ascolto, anche oggi è con voi quel tenerone simpaticone di Pupasso! Ciao, ciao bambini, ciao! Moiga, Pupa! Ma sta mangiando! Ho capito, ma cerca di curare l'alimentazione. Ciao Pupasso, sei felice oggi? Sono felicissimo! Oh, che bello! Come Perché mai? finalmente ho scoperto il segreto della felicità. Il segreto della felicità? Sì. Dillo anche a me! Come non lo conosci? No! A me lo ha spiegato la tua ragazza! Sempre queste battutine forte, Pupazzo, cavate che idei dal naso. Andiamo a leggere la prima letterina di oggi. Ce la scrive il piccolo Matteo. Ciao, e chiede: la settimana prossima compirò 8 anni, 8 Pupazzo. anni? Sì. Sei quasi maggiorenne! No, 8 no, 18. Perché 8. tra un anno sei maggiorenne. Sì, bravo, i tuoi ragionamenti di memoria. Mi puoi dare qualche idea per fare una festa straordinaria? Ma certo, Matteo! Non solo a te, a tutti i bambini che compiono gli anni! Inauguriamo oggi una nuova rubrichina! Oh, davvero? Happy birthday to you! Happy birthday to you. E cosa ho detto? Happy birthday to you! Sì, importante l'accento. Oh, sennò che sono barbamoccolo che sei! Barbamoccolo. Andiamo con la prima regolina di Regoline Happy Birthday. speciali per rendere una festa strepitosa! La Vai. prima regola: basta regali! Bravo, basta regali. Mi fanno troppi giocattoli, poi ne avete un sacco, non li usate mai! Così, meno sprechi, niente regali. Sono d'accordo, bravo. Piuttosto fatevi fare una busta! Beh, Con insomma. tutti quei soldi potrete organizzare finalmente quel viaggio ad Amsterdam che tanto sognate! Ma a 8 anni che viaggio a Amsterdam ha avuto chi voglia perché non fare? possono viaggiare? Ma no, ma non puoi possono viaggiare, ma a Disneyland casomai, no? A Amsterdam. Barbamoccolo! Barbamoccolo, vabbè. Secondo consiglio per il buon compleanno. Il secondo consiglio per una festa speciale è di chiedere a tutti gli invitati se c'è qualcuno che ha, un'intolleranza alimentare. Giusto, bravo. È una bella attenzione per non rovinare la festa. Certo, per non rovinare la festa, ma per non rovinare la festa lasciateli a casa, Ma no, ma poretti, scusa. Ma certo, come ti facciamo prima? Così la mamma non deve spendere il triplo per una torta vegana. Ma no, ma Pupasso, ma scusa, ma che messaggio stiamo dando? No, anzi, ma scusa, se è l'occasione anche per scoprire dei gusti nuovi, per stare tutti insieme, mangiare più sano, non sai che ti... Ecco, a proposito di Fate mangiare... merendino, mi raccomando. Fate merendino. Sì. Sentiamo il terzo consiglio, anche se ho paura, dai. Il terzo consiglio è molto semplice. Un'ottima animazione può rendere la festa davvero strepitosa. Sì, beh, bisogna trovare anche la persona giusta che sappia fare Ma se animazione. non sapete chi chiamate, Pupasso! No, veramente! 335 Moiga, ok. 80 oppure scrivete Vabbè. a happybirthday@pupasso.it. Allora, a parte che sei veramente subdolo che te vai in televisione per vendere i tuoi spettacoli, però non sapevo li facessi le feste di Certo, faccio le feste di compleanno, Ah, ma soprattutto faccio gli addio al nubilato. vabbè, Moiga, Pupasso. Guarda fuori dalla torta, anche Moiga. se è vegano è lo stesso. Te viene fuori, Moiga. Moiga. Cerchiamo però di dare anche un altro suggerimento. Magari a volte non è così indispensabile l'animazione fatta da qualcun altro, anzi potrebbero essere i genitori ad organizzarsi e proporre dei giochi per adulti, per bambini, Cosa no? stai dicendo? Ma non sono capace, poi è l'unico momento in cui magari ci possono godere la festa. Tipo i papà si siedono tutti quanti in un angolo a bere la birra, a parlare delle mammine. Moglie queste mammine, no? Non Mentre capita le mamme questo. si mettono lì a parlare di quella cancara della maestra. Ma non stiamo a offendere le maestre, scusa. Ma non stiamo a generalizzare intanto e comunque anzi diamo un altro messaggio, sarebbe molto più bello invitare anche la maestra alla festa di compleanno, perché no? Sì, invitate anche la maestra, Oh. ma soprattutto se la festa non è d'estate. Perché d'estate maestre non si muovono, ho capito. Ma le maestre sono come le cimici. Come? Scusa, cosa ti devo dire? Sì, arrivano a settembre fino a giugno ti rompono i totali. Ma Moiga, Pupazzo, tagliamola qua. No. Moiga, salutiamo tutte le maestre all'ascolto, ciao e buoni compleanni e scusate per Pupasso. E per addio al celibato. Moiga. O al nubilato, meglio ancora. 3, 3, 5, 8. Ragazzi.